Ah, poi quando Gigi D'Alessio ti sgaggia la macchina. No, ma che c'entra? Ah, poi quando Gigi D'Alessio ti fa sgaggiare la macchina, chi non te la sgaggia personalmente, te la fa sgaggiare. È appena finito Sanremo, manifestazione in cui la Bertè che state sentendo in sottofondo ha partecipato con D'Alessio. Però. E perché ci mette la canzone vecchia con Loredana Errore. Ma sì, però. Che è proprio antiradio. Ma no, ma non è tanto il discorso. Apposta per non ci mettere a ma D'Alessio. Ma no, ora questa cosa va su YouTube. Ma per carità, no. D'Alessio la sente. Ma non è lui Gigi. Gigi, questo che mi sta, Gigi, non decido. Poi dici, qualcuno scrive ciao, come vi vestite di carnevale? Talia come è vestuto Fabio Formoso, Talia. Gigi, cioè, non deve arrabbiare il cicoriandole. Non deve diventare il cicoriando, lova. Senti, Lova, no, ascolta. La canzone di Shaggy, Lova. Cioè, ti sei visto che maglietta hai? Ma dai, perché è carina, perché è carina, Scusa. Finisce, un passaggio pedonale, pare. Per favore. Non pare un passaggio pedonale. Salutiamo la nostra amica Rossella Forti che ha la febbre, che è a casa. Ciao Rossella, ricopigliati. Sì, Forti. Dio, Tonietta Ricrusi ormai non lo tiene più nessuno, Sinceramente sto dando una sbirciata in anteprima ai messaggi che arrivano al 333-477-2239 e sono contento del fatto che molti hanno conosciuto la propria partner o magari delle passate fidanzate in maniera tradizionale, in discoteca, alle feste. Io ho postato l'argomento sull'Alla Catalla Official Fanpage. Ciao a tutti, Alla Catallici. Oggi li chiamo così. Carnevale. Argomento di oggi, 2 punti. Dove avete incontrato l'amore? Su internet? A una gita da Padre Pio? Durante una gara di sputo del nocciolo di albicocco? Caspita, io ero bravissimo. Tra le altre cose facevo sta cosa, no? Lo sputacchiavo e poi lo prendevo al volo col piede, no? E lo lanciavo. Cioè il momento era Come si chiama tua mamma? Ida? Sì, va bene. Signora Ida, visto che non ero... Cioè io non lo conoscevo a quel tempo, capito? E quindi come vede lui era già così. Siamo simpaticonazzi, come dice, io e il mio amore facciamo colazione e vi ascoltiamo. Abbiamo da poco alle 12:20. Hai capito? Preso casa insieme e aspettiamo Emanuele che arriverà a giugno. Peppe, mi fai avere poi il numero di Nunzia, mi serviranno i suoi consigli, soprattutto quelli alimentari per l'infanzia. Certo. Un bacio. Eli e Vicky. Certo, ricordo. Immagino questi due tipo Molino Bianco, no? Buttati là a fare colazione, lui che gli dice amore, non lo passo un po' di cotognata. Tesoro, questa notte sei stata fantastica. No, ma era a favore. Grazie amore, anche tu. Facciamo colazione a letto. Sì, ho preparato tutto. Sì. Ecco, qua c'è il vassoio. Aspetta, gli uccellini ci Tutta sta roba, io cosa cala tutta sta roba? E guarda come facciamo? Cominciamo. Un pesce nuovo vuoi tu? Pesce nuovo? Che schifo. Mi dà tu e mi do io. Colazione. Va bene, dividiamo tutta in metà. Te lo so io una rizza. No, una rizza. Sì amore, a me le rizze di mattina mi piacciono tanto. Che schifo. Appena sveglia. Mi sta venendo a vomitare. Il sapore del mare. Che schifo. Non ci vuole lasciare una batteria a cambio per digerire domattina. Mi sta venendo veramente a vomitare. Amore? Sì. Dimmi tesoro. Amore, me la passi un poco di zuzzo? No, per favore, al mattino la gelatina, no, vi prego. Come potresti per esempio tu invogliare un amico se volessi fargli comprare una macchina? Vai. Beh, innanzitutto spiegandogli che la macchina che possiede al momento magari è un po' scarsetta, soprattutto facendogli notare che sotto il tappetino quella macchiolina verde che ogni tanto affiora non è un optional dell'automobile, ma è il cosiddetto muschio nonché lippo. Quindi significa che è ora di cambiare l'automobile. Oppure di fare sempre esempio dentro, basta, no? Ecco. Potrebbe anche essere una buona idea. Siamo contenti che hanno comprato il boccione per la radio. La verità è che praticamente ci stiamo bevendo soltanto io e lui. A fine trasmissione ringrazieremo per il boccione e andremo al medico per la prostatite. Che mi sucava perché io faccio viaggi in bagno in continuazione. Alla fine della Catalla avremo entrambi la prostatite e vabbè. No. Chi è? Del faro. Birrificio del faro. Sì? Ultimo piano e poi una rampa di scale a piedi. Prego. Il birrificio del faro. Sta per arrivare la polizia portuale. Sbirrificio del faro.
E Fabio, è fatto così. Ho 42 anni. Sembra che sia quasi al tramonto della mia vita. Se non sparo minchiate, che faccio? Senza manco Porsche almeno. Cioè, non c'ho manco la Porsche. Cose da pazzi, ragazzi. Mancano 50 secondi. Hai capito? Il rificio del faro. Sono gli amici che si chiamano Sandra. Francesco e Piccolo che si chiama invece come? Manuel, dillo. Come ti chiami? Come si chiama? Manuel. Si È chiama poco pigliato Manuel. cabum il bambino oggi, è poco pigliato C'è anche un po' di maltempo, quindi. Ma fateci capire, voi siete proprio dei birrai, voi fate la birra. Sì. Ecco, parla Produco tu. io. Produci tu. È un prodotto catanese. Non è filtrato, non è pastorizzato, è la vera birra artigianale. Che bella questa. Facciamo un'altra a Catania, fai tu a Catania. No, proprio a Catania. E tu sei catanese? Dietro il mercato del pesce, Per in via del davvero? Faro. Ma No, non si scusami. sente che è catanese. No, non si sente pensavo perché. fossi di Alessandria. Ma quindi anche sono- guardandolo bene ho detto vuol dire che è di Vienna questo Sì, sì, ragazzo sì, sì. o di Innsbruck, non proprio Vienna, di Innsbruck sarà. Oh, ma chi è? Puppo Robot, famosissimo robot giapponese che aveva le ranche e che non ti ricordi Puppo Robot? Come no? Non ti ricordi Puppo Robot? Maglio perforante. Ma quale maglio? Ranca perforante. Ti ricordi? Con le sue ventose si allippava sul nemico e lo distruggeva. E c'era. Pippo, Pippo era l'assistente di Puppo. Pippo, lanciami i componenti. E lui lasciava correre cose che adesso non possiamo descrivere. Improponibili, vabbè. Era l'ultima canzone per oggi. Meno male. Chiudiamo con questa. Sei pronto? Sì, sì. Siccome sì, c'è sì. stato Leo Cullotta, io oggi voglio chiudere con questa. Ciao Bafio, alla Ciao Catalla a Giuseppe, tutti. grazie. La Catalla.